Saluti e bene agattausu con Trassasa e Valentina, che oggi si mostrata una trassa con tonus coloris de ottongiu, duncas cussu de sa castangia e lavrus beni colorius. Cumenzaus ponende sì una crema, poi trattai beni sa peli de sa cara. Da sprazzinaus in totto sa cara, cuidendo bene ogni arranconi, a sotto i sogus, i strempas, sa fronti. Non si deve scaresci per un logo de sa gara. Dunque, se quando sa pelle esti bene idratata e sa crema bene sprazzinata, passaus a si ponni un paghetto de tinta de basi con su pinzello. Comenzaus sempre de strempas che esti sa parte prus ampra nareus de sa gara e da sprazzinaus sighendi i disignos de sa gara. Dunque sa voi strempas commenti che tenessimus una specie di triangolo, sigheus da bascio dei sogus e a sotto su naso, passaus a s'atru lado e feus su matessi. Comenzaus a sutta dei sogheras, in linee che parlant che sinnant sa parte entre naso e bocca, da sprazzinaus bene, passaus a sa sedda de su naso, in pizzo dei morros e in sa bravitta. Una volta che ho applicato su prodotto, andaus a lo sprazzinai, biesica Valentina, per esempio, a sotto il lavroso andata con capascio e passata a sosso dei barras. E poi mustazzellos, sigheus su disegno e tutto, e o sa sedda su naso, partendo da sa sedda, andaus a un lato e a s'altro. Quando su prodotto lo depeus sempre passare a rego de ossini in tutto sa gara. Posta fronti, comenzaus da su centro e andaus antisi a una parte, passando in pizzo de scillos e a s'altra. Lassaus liberus i sogus scetti. Du sprazzinaus bene, in modo che sa gara tenga un colorio compatto. Dunque pigaus una spugnettedda e andaus a donare croppitello levius, poi fissai su prodotto. Dunque in sa fronti, in pizza il murros, in moia sotto i sogus andaus a si ponni un correttori. Lu poneus con su tubetto su e lu egus con sa spugnettedda, andaus a lu sparzinai e fissai. Potete vedere che Valentina timperava sotto i sogus un prodotto differente da quello che si è posto in sa gara. Poi taga a sotto i sogus devo imparare naturalmente uno colore che è su colori che più si adatta a sa carri nostra. Posto in sa truoco andaus a do fissai e spazzinai bene con sa spugnettedda. In moi passaus un paghetto de cipria, poi fissai dotto, sempre tenendo a cura di passare in ogni arranconello di sa gara, specialmente in gusto che avarrant cuaus, come sa attaccatura o sa ciuntura de su naso e a sotto i morros. Con su pinzelletto limpio, di bogaus sa cipria in proso e passaus a si ponni un paghetto de cipria con su pinzelletto limpio a sutta dei sogus, in noi tanti si sogheras, in mano si binti proso che io posso correttori. Aici questa cipria che poneus si aggiuda a fissare appunto su correttori che io posso antisi. Lo poneus dunque in tutta s'area de soghera. In moi andaus a si ponni in sogo una base clara. Da poneus in tutto sa pipirista mobili, con sempre un su dito che si aggiuda con su calori sua sprazzinai bene su prodotto. Andaus a s'altra pipirista, poneus con su podi su prodotto e lo sparzinaus in tutta sa parte mobili. Poi andaus a si ponni un paghetto di ombritedda colore castangia in sa parte da capo del sogo. Sempre prendi a questa punta a sa capo del sogo. Dunque est una freccia che allunga sa parte bassa del sogo e arriva da finza in noi esti sombritta in soso. Avarraus in goe
du poneus e du sparzinaus bene, du sfumaus conca a foras, de manera chi ampuli de unu pagheddu a s'ossu de s'ogu. Si depit biri appenas. Passaus a s'atteru ogu, pigaus unu pagheddu de umbritta colore castangia e da poneus in s'acabbu 'e s'ogu. Fendi su matessi, allonghiaus s'acabbu 'e s'ogu, sa coa, lu poneus in custa fossadura 'e s'ogu, lu poneus bene bene a intro e con su pinzellu limpiu lu sfumaus conca s'usu. Sa cantidade chi poneus de produttu depit essi sempre sa matessi. Biesi su movimento chi fai Valentina, poi lu sfumai. Immoi andaus con unu pinzellu limpiu e sfumaus totu, de manera chi passit unu pagheddu a totu s'ogu, liggeru liggeru. Bieus ca sempre sa parti prus manna parrat in sa coa e sfumaus s'atteru. Immoi passaus a si ponni un'umbritta colori de champagne da essi unu bianco claro pagheddu, unu pagheddu castangia. Lu poneus in totu sa pipirista mobili. Dunque sabieus ca non est colore castangia, ma non è mancu bianco. Immoi si pigaus unu pagheddu de ombrettu biancu e lu poneus in sa parte de aintru de sa pipirista e circaus de mesturai cun su colore champagne che ho postu antis. Feus su matessi in s'atteru ogu con su pinzellu torraus a ponni unu pagheddu de ombritta colore castangia, poi fai profungudu s'ogu e con unu pinzellu limpiu e prus mannu andaus a sfumai. Feus su matessi in s'atteru ogu, aggiungeus unu pagheddu de custa ombrittedda colore castangia oscura e con su pinzellu limpiu andaus a sfumai custa ombritta chi ho postu. Traballeus sempre de po fai chi dus ogus siant che pari. Moi andaus a si ponni unu pagheddu de umbritta bianca a sutta de s'arcu dei scillus, dei supraccillus. Unu pagheddu in s'atteru puru, lu poneus giustu abasciu de s'arcu. Sfumaus bene e passaus a si ponni unu lapis sempre colore castangia de immediato in susu dei scillu, dei pipiristas. Passaus in susu dei pipiristas e trazaus custa linea liggera chi partit de sa punta 'e s'ogu finzas a sa coa e allonghiaus unu pagheddu o fai is ogus unu pagheddu a mendula, sempre con s'usu, ca allirgant sa mirada e allonghiant s'ogu, donend'iddi profundidadi. Immoi pigaus unu pinzelleddu pranu e fini e andaus a sfumai su lapis colore castangia che ho postu, de manera che sa linea che ho fatto non risulti netta ma precisa, ma risulti un pagheddu sfumata con l'isatru belletto che ho posto antis. Ti rendi sempre con forza, de manera che sa linea si allunghi naturalmente. Passaus a fare su matessi in s'atteru ogu, andaus a ponni custu lapis colore castangia, partendi da sa punta 'e s'ogu andaus con sa coa e allonghiaus a s'acabbu sa linea chi s'aggiungiat a s'ombritta colore castangia oscura che ho postu antis. Li poneus unu pagheddu, si nendi custa linea, fendi
de manera che sia uguale a s'altra e con su pinzelleddu pratto andaus a sfumare su lapis. Sfumaus bene bene, de manera che su traballu sia su matessi in dus ocus. E passaus a si ponni unu lapis sempre colore castangia in sa parte de giossu de sa pibilista. Con su pinzelleddu andaus a sfumare custu lapis puru, de manera che sa linea sia delicata delicata, che si biada appenas, e passaus a s'atru ogu. Andaus ligeru a levias a ddu ponni intre is pibilistas, giustu abaixu de s'ogu, e con su pinzelleddu andaus a sparzinare e sfumare su colori. Passaus a si ponni unu pagheddu de mascara in scillus de sa pibilista, in susu sempre partende sa base allonghiende. Sa cantidade de mascara chi poneus è secondo a prageri nostru. Passaus a s'atru ogu, li poneus unu pagheddu in susu e unu pagheddu in giossu, bius chi Valentina po non si imbruttai imperat sa punta de sa scofitta, de manera che andi ponendi una cantidade minima de produttu. Passaus a traballare in istrempas, andaus a si ponni unu pagheddu de tinta de base oscura a sutta e sossu de sa trempa, poi torrai a donare s'umbra a sa trempa. Passaus a s'atru ladu, giustu abaixo e sossu, andaus ponendi custa tinta de base e da sprazzinaus con custa parte fini de su pinzellu. Imoi si poneus unu pagheddu de vard, sempre unu colore che siat intonau con is bellettos chi si oppostas. Passaus a s'atra trempa e andaus a ponni custu bellu vard in tonus de otongiu. Poi passaus a si pettonare i cillus beni beni, pettonaus con sa scofitta, conca susu e conca a s'origa. Andaus a si ponni unu pagheddu de ombritta marroni colore castangia opaca e con unu pinzellu prattu li torraus a donare sa forma sua. Passaus a s'atru sopraccillu, poneus s'ombritta e luegos andaus a ponni su fissatori in gel con sa scofitta sua, aici che su belletto aparridi in su logu su e i scillus aparridi bene assettiaus. Sempre sighendi sa forma. Poi accabai andaus a si trassare i lavrus. Comenzaus ponendi sì unu lapis bordeaux o colore morau. Parteus del lavrus de susu, sempre de su centru conca a giossu e passaus a cussus de basciu, sempre disegnendi una linea in sa capu del lavrus, li donaus sa forma e soru nareus. E passaus a sprazzinare su colori a intro, sempre con sa punta de su lapis. Preneus bene il lavrus con questo lapis colori morau o bordeaux, come de connotto, con su nome francese. Preneus sa parte de susu puru del lavrus, sempre andendi conca intro, ca antes eus disegnau in giru e moi preneus sa parte a intro. E
preneus d'ogna parte dei lavros. Cando eus acabau andaus a si ponni unu pagheddu de gloss o luci po i murros de colori morau o viola. Chi postu in pizzus de custu lapis bordeaux andat a donare un effetto particolare. Lu poneus in s'osu e in giossu, sighendi su disegno che ho fatto antes con su lapis e con sa spugnettedda de su belletto andaus a do sprazzinai beni beni in i morros, sighendi su disegno naturale dei lavros. Sa trassa de oi puru est acabada, s'aspettaus ancora con trassas